Abbiamo tre aspetti sui quali dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Il primo, con cui leghiamo anche tutto il progetto dell'antitratta di cui la Regione Veneto ha il numero verde nazionale, su cui c'è il prossimo bando legato all'immigrazione, sul quale con i colleghi delle altre regioni abbiamo cercato di fare dei focus anche rispetto ad ulteriori aspetti che legano anche INPS ed INAIL attraverso quel controllo, ma soprattutto anche quell'accesso al disagio che avviene attraverso l'utilizzo del terzo settore, che in questo caso cerca di far emergere queste situazioni. Dall'altra parte sicuramente l'adeguamento del contratto, sul quale stiamo lavorando anche dal punto di vista dei tavoli di lavoro che partiranno nell'aspetto legato alla disabilità, ai minori e alla non autosufficienza, ma non da ultimo ritengo importante quello legato ai centri antiviolenza, di cui abbiamo un tavolo nazionale legato alle cooperative che nel nostro territorio in maniera importante gestiscono questo tema, ma che hanno una valenza e una visione che lega più settori e più aspetti del mondo della cooperazione, a differenza di altre regioni, e in questo lo leggo anche dal punto di vista degli appalti, in cui anche legato a quello che significa anche la parte legata alle pulizie attraverso questo tipo di appalto, non si dimentichi che c'è anche una parte femminile legata a questo, che ha pari dignità anche rispetto ad altri aspetti. Credo che questi punti focali, anche attraverso il lavoro con gli ambiti territoriali sociali, sarà davvero importante per rappresentare davvero a 360 gradi anche i vari punti, ma anche nei tavoli nazionali con le altre regioni.